ora in onda Potere al Popolo. Eccolo qui, Semi Varin, in diretta dai nostri studi di Milano in via Bellerio 41, la seconda parte della nostra controinformazione. Tra pochissimo un Qui Parlamento richiestissimo, l'intervento di Alberto Bagnai dell'altro giorno, che ha detto non potrà mai nascere un'Europa politica, come diceva lucidamente il nostro capo Umberto Bossi nel 1998. Poi la canzone indipendente, un pezzo che fa pensare, del cantautore Teto d'Aprile, il cacciatore di lepri, e faremo anche quattro chiacchiere con lui. Ma alle 11:30 arriveranno i bacchettoni di informazione cattolica con Matteo Orlando e tanti vostri messaggi WhatsApp arrivati nel corso della mattinata al 340 6709 659. Intanto da oggi si può comprare il BTP Italia Sì, Italia no, il titolo anti-inflazione, rendimento interessante, premio fedeltà, le istruzioni per l'uso. Ne parla il Corriere in apertura, che parla anche dell'accordo USA-Iran. Venerdì la firma, Trump esulta, Meloni, Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz, serve l'ok del Parlamento, mentre l'Iran canta vittoria, abbiamo costretto gli USA a firmare. Parallelamente i missili di Putin su Kiev, colpita la cattedrale della dormizione, simbolo del paese. Zelensky, una barbarie, ed è un messaggio a G7 e Unione Europea. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il vantaggio di essere in maggioranza è quello di non avere l'imbarazzo della scelta, quindi io dichiaro subito il voto favorevole all'unica risoluzione di maggioranza, perché ho appreso dal dibattito che mentre era occupato ad accusare la maggioranza delle sue divisioni, l'opposizione si produceva in ben 6 documenti e poi dicono che l'Italia ha un problema di produttività. Evidentemente non è così, magari ci si dedica a cose inutili qualche volta, come in questo caso. Aggiungerei però delle brevi considerazioni per motivare il nostro voto favorevole, partendo dal discorso tenuto dal signor Presidente del Consiglio, che è un discorso che chi come me ha riportato nell'agenda della politica quello che era un suo tema storico, che forse in alcune fasi era stato un po' trascurato, cioè il tema della critica del progetto europeo, della critica del centralismo, non può che trovarsi in profondissima consonanza con quello che abbiamo letto in filigrana, ma anche a chiare lettere nell'intervento del Premier. La denuncia di un colosso burocratico che resta un nano politico e la necessità di un cambio di passo che parta da un nuovo protagonismo del nostro paese, che finalmente può essere protagonista in Europa. Le parole sul gigante burocratico pronunciate dal Presidente Meloni possono essere fraintese solo da chi sia in cattiva fede, perché il suo argomento è limpido e inoppugnabile. Vorrei ricordare le parole pronunciate da lei il 26 maggio scorso. La burocrazia deve accompagnare gli indirizzi della politica, non sostituirsi ad essa. Questo è il rischio che si corre in Europa, aggiungo, e naturalmente è un rischio per il semplice motivo che la politica trae legittimazione dalla sovranità popolare, la burocrazia no. E quindi è un pochino paradossale che i difensori di quella che chiamano, e che in effetti è la Costituzione più bella del mondo, ne abbiano poi riscritto il secondo comma dell'articolo 1 nel seguente modo: la sovranità appartiene ai burocrati che la esercitano nelle forme loro consentite dalle lobby, perché questo è quello che accade lassù. Noi, variamente additati come pericolosi fascisti, xenofobi, eccetera, eccetera, preferiamo ancora la versione del 48 perché siamo anche dei passatisti. Del resto, definire anacronistico il diritto di veto equivale a definire anacronistiche le istituzioni parlamentari tutte, perché nessuno di noi qua dentro sarebbe particolarmente contento se un provvedimento adottato o un indirizzo adottato dopo un lungo dibattito venisse cancellato da un voto a maggioranza in Europa. E il problema è che si abolirebbero le istituzioni parlamentari senza che vi sia qualcosa che possa sostituirle, perché la natura aborre il vuoto e quello che consente in Europa alla burocrazia di sostituirsi alla politica è il fatto che, come amaramente ma lucidamente
constatava Umberto Bossi rivolgendosi nel marzo del 98 al congresso della Lega, non potrà mai nascere un'Europa politica. Punto. Non ci potrà mai essere una democrazia senza demos, e un demos europeo non c'è, e non ci potrà mai essere politica senza democrazia. Lo si vede anche nell'incapacità delle istituzioni europee di proporsi come interlocutori politici credibili nelle sedi internazionali, no? Prima che il presidente Meloni ci riferisse sulla necessità di dotare l'Unione di un rappresentante autorevole per avviare un processo di pace, nella stessa mattinata, poche ore fa, il Financial Times riportava l'insofferenza dei governi europei per l'inefficacia e per i costi dell'alto rappresentante per la politica estera, e quando si comincia a parlare di costi della politica sta suonando una campana a morto. Il tema è ormai conclamato, potremmo anche ignorarlo noi per pudore istituzionale, ma se non lo ignora il Financial Times bisognerà affrontarlo. Siamo quindi totalmente consonanti con l'appello del presidente Meloni a rispettare la volontà popolare, e per questo siamo fiduciosi che troveranno accoglimento le richieste che sono espresse nella risoluzione, in particolare quelle di un pieno coinvolgimento parlamentare nell'analisi di fatti non trascurabili, come per esempio gli impatti economici dell'allargamento, di cui bisognerebbe cominciare a parlare in modo razionale e non sentimentale. Ed è molto importante ribadire il ruolo del Parlamento proprio oggi, nel momento in cui sono all'opera tante forze tese a comprimere il perimetro dell'indirizzo politico nazionale, della difesa del principio di unanimità abbiamo già detto, ma va anche posta attenzione su tutte quelle misure che direttamente o indirettamente ampliano la quantità di risorse pubbliche gestite dall'Unione Europea, cioè circoscrivono e restringono lo spazio d'azione dei governi nazionali. Penso in particolare al tema del bilancio europeo e al tema del debito comune. L'ampliamento del bilancio dell'Unione, che qui qualcuno ha evocato come risolutivo o determinante, richiede una riflessione, perché negli organi di stampa internazionali sinceramente tutti si chiedono come mai l'Italia sia l'unico paese contribuente netto a non associarsi alla reticenza degli altri contribuenti netti, Germania, Francia, eccetera, eccetera, verso l'allargamento del bilancio europeo. Questo forse dipende dal fatto che in alcuni partiti, magari credo anche nel nostro, ci sono amministratori che preferirebbero ricevere 100 miliardi anziché 10, senza però rendersi conto che questo comporterebbe darne 150 anziché 15, e che noi, diciamo così, già soffriamo dando un contributo netto di 5 e soffriremo ancora di più dando un contributo netto di 50, perché noi di quei soldi abbiamo bisogno per rimettere in piedi il nostro paese dopo i disastri delle politiche di austerità che Bruxelles ci ha chiesto. Non possiamo quindi immolarci sull'altare della coesione. E poi c'è il tema del debito comune. Il prussiano Kant ci ammoniva a considerare l'uomo come un fine e non come un mezzo, e questa Europa a trazione ancora per un po' prussiana ci propone sempre il debito, ma non come un mezzo finanziario per raggiungere dei fini politici, ma come un fine in sé, perché il problema è proprio quello di farci indebitare, di creare il debito comune. E io penso quindi al famoso SAFE, se anche fosse economico. Ecco, per me l'acronimo SAFE, io lo leggo così: se anche fosse economico, dovremmo sempre guardare con estrema cautela ad ogni spinta verso il ricorso accelerato al tema del debito comune. Innanzitutto perché economico non è. Giuseppe Liturri, Claudio Borghi, ognuno nelle sedi che gli competono, hanno fatto analisi dettagliate che ci hanno spiegato quello che non siamo sempre riusciti a sapere in queste aule. I vantaggi finanziari sono trascurabili, ma poi ci sono i problemi e i costi che sono di carattere politico. Innanzitutto le risorse raccolte col debito comune sono sottoposte nella loro spendita a quelle condizionalità che sono esattamente quelle che il Presidente del Consiglio oggi ci ha detto giustamente di voler rifiutare come metodo. E poi va anche considerato che c'è il rischio che si proceda a un cambiamento istituzionale rilevante, ma in modo surrettizio. Quando è arrivata la moneta unica, su cui vi risparmio il giudizio che è ben noto, essa però arrivò almeno accompagnata dalla risorsa che doveva gestirla. Questo debito comune europeo verso il quale si sta andando, da chi dovrebbe essere gestito? Cioè ci state dicendo che
avremo il lettone Dombrovskis come ministro del tesoro con la stessa efficacia con cui abbiamo la estone Kallas come ministro degli affari esteri? C'è da aver paura, infatti gli esperimenti fatti finora, pensiamo al PNRR, si sono caratterizzati principalmente per errori molto rilevanti nel calcolo dei costi finanziari. E quindi più in generale, tornando al tema del bilancio europeo e dei rapporti con gli altri stati, ci sia consentito dire qui almeno una volta fra noi, approfittando della distrazione delle opposizioni, che non ci fa particolarmente piacere ricevere ramanzine da politici espressioni di stati sussidiati dal bilancio europeo e quindi dai contribuenti netti e quindi da noi. In alcuni casi pensiamo che un semplice grazie sarebbe sufficiente, invece di chiederci di prosternarci o di ingaggiare delle lunghe trattative per avere quel minimo di flessibilità che il buon senso vorrebbe. L'Italia è competitiva economicamente perché sta riuscendo ad avere il più alto tasso di crescita dei salari reali su base trimestrale insieme al più alto livello della posizione netta sull'estero degli ultimi 20 anni, ed è competitiva però anche, e questo forse sfugge, politicamente, perché avete visto com'è andata, no? Volevano farci importare la maggioranza Ursula e invece noi gli stiamo esportando su tutte le decisioni importanti la maggioranza di centrodestra, perché ormai per smantellare l'apparato ideologico del Green Deal e riportare l'Italia e l'Europa in particolare sul cammino della crescita, al Parlamento europeo si sta creando un fronte di popolari, conservatori e patrioti. E così sia. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e ancora una volta dichiaro il voto convintamente favorevole del nostro gruppo alla risoluzione di maggioranza. Qui Parlamento. Il cacciatore di lepri, occhi che vedi e non vedi, fari spenti, fari mezzi accesi, di giorno è un commercialista, la notte è un collezionista di manifesti funebri orientali. Io svolgo i miei piccoli lavoretti alle case di anziane signore che sfrutta me. Io ho calcolato lo studente ingrato e apresi lo sportellone, il cacciatore di lepri, l'apparente morte della lepre, e salta, si attacca il braccio, no, non si stacca più, sbatte, risbatte. Nel cielo tante stelle, oh 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 oh, e nel cielo tante stelle, oh 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 oh. L'uomo con l'apparecchietto che serve per farlo parlare, fa la corte alla sua donna, la fiera dei 6 carnevali, mi esercito a vocalizzare per la chiesa i canti gregoriani. Oh Maria Angelina, ogni tanto mi manchi, ma sì che ti ho amata, sì giuro ti ho amata, giuro che ti ho amata. E apresi quel gran portone, il cacciatore di lepri, la colomba in chiesa intrappolata, e date, state su vetrate, no, non si ferma più, sbatte, risbatte. E nel cielo tante stelle, oh, 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 oh. E nel cielo tante stelle, oh, 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 oh. La sua donna l'ha lasciato, oh, 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 oh. Per l'anziano che la corteggiava, oh, 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 oh. Non capiva lui di trascurarla, oh, 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 oh. E un amore apparecchietizzato, il cacciatore di lepri. Canzone da ascoltare, riascoltare, da studiare, da meditare, da capire, perché a noi
I soliti pezzi, amore di qua, ti amo di là e basta anche. Canzoni per pensare con il cantautore Teto d'Aprile, vecchio amico di Sammy Varin e di questa radio, Radio Libertà, il cacciatore di lepri. Lo abbiamo con noi, Teto d'Aprile, ciao! Buongiorno, buongiorno. Allora ci direi, scusate, sono un po' senza voce perché ieri abbiamo fatto un concertone a Rimini e quindi ci abbiamo dato. Allora, innanzitutto, ben trovati tutti gli amici ascoltatori di Radio Libertà. Ormai mi sento un po' a casa, visto che comunque ci facciamo ogni tanto sempre una bella chiacchierata. Allora, mi veniva da dire vecchia volpe, Teto vecchia volpe, ma no, perché parliamo di questo. Allora, ti ringrazio della bellissima presentazione che tu hai fatto, che noi cantautori della generazione non Z abbiamo tanto bisogno di sentire. Dunque, hai detto tanto nelle tue parole, è una canzone da ascoltare e da soprattutto entrare in un mondo che è il mio mondo, un po' diciamo arricchito di fantasia. Fantasia, ma qui c'è anche realtà, cioè qui siamo un po' in atmosfere medioevali, un po' in atmosfere contemporanee, si riflette con una certa ironia anche sulla crisi di valori della società odierna, utilizzando personaggi grotteschi, ma esplorando problematiche gravi come la guerra e l'incertezza quotidiana, traducendo il tutto, certo, con un linguaggio sembra d'altri tempi. E come ti è venuta questa meditazione? Una mia cara amica l'anno scorso è confidata con me, ha detto mi frequento con un ragazzo, un uomo che mi fa il cacciatore di lepri, ti supplico, però ha detto lo voleva lasciare perché la trascurava. Allora ha detto ti supplico, mi prometti che farei una canzone sul cacciatore di lepri. Poi mi raccontò questo aneddoto, questa storia vera, che una lepre che prese questo il signore qui non era morto ed era nel portabagagli semiviva, cioè apparentemente morta, si è attaccata al braccio. Allora comicamente mi imitava quest'uomo, scusa il termine, tra virgolette, sfigato, perché gli animali non si toccano. Automaticamente sta lepre si attacca al braccio, sbatte, risbatte, insomma, e grida aiuto, aiuto. Ecco, lì anche un'altra metafora del discorso magari di questi personaggi che magari vogliono una guerra e poi alla fine sono un po' di cartone. Ecco, il vero coraggio secondo me è amare. Se tu sai amare sei veramente un uomo che vincerai tutte le guerre possibili, immaginabili che possono esistere sulla faccia dell'universo e della galassia. La metafora della Chiesa, tra l'altro c'è... Dimmi. Sì, no, c'era un'altra che era in arrivo, l'ho bloccata subito. Allora, la metafora mi ha fatto emozionare perché poi il cacciatore di lepri fa parte di me, il racconto del mio personaggio, quello che va a casa delle signore a fare lavoretti perché ama il prossimo, non per denaro, poi si ritrova a patteggiare per 10 euro il cambio di un lampadario, per dire, ma effettivamente c'è anche tanto di me in questa canzone. Però ci sono secondo me due metafore fondamentali: la colomba in chiesa intrappolata. Questa cosa perché non so se vi è successo mai di vedere un uccello che entra in un luogo, vede una finestra, il vetro ci sbatte perché è convinto che può uscire, mi spiego. Allora c'è questa, non dico comicità, povera colomba che cerca di uscire dalle grinfie di questo cacciatore di lepri che la insegue fino in chiesa. Allora sulle vetrate questa povera colomba che sbatte. La metafora è crisi di valori, attaccamento al consumismo va battuto perché c'è qualcuno più grande di noi che non è un'entità, diciamo, spirituale come un Dio o qualcosa, che ci vuole tutti
in mutande e seduti a consumare, mi spiego, ci lamentiamo tutti, crisi, tutto aumentato, ed è vero, però il 90% della gente è portata a fare il consumismo, cioè è stato forse imposto mentalmente, non lo so. Quindi il Canzone di Lepri è una storiella che ci deve portare a pensare che è fondamentale amare e basta. E dunque alla fine, infatti, la metafora finale, il finale che poi mi sono ispirato a una canzone di Georges Brassens, francese, un cantautore antico, che la canzone si chiama L'Orage, che racconta di un signore che va a vendere i parafulmini per le case. E poi alla fine la donna lo lascia perché l'ha trascurata. Dunque, un po' la sua donna alla fine viene attratta da un uomo semplice che ha un problema, che parla con un'apparecchietta alla gola perché è stato operato, e lui fa la corte. Dunque è anche comica questa visione, ma anche di un'altra metafora da scoprire, che mi ve la dico perché vorrei che ci si arrivi da soli. Magari è solo un mio pensiero, però perché ragazzi, cioè in questi pensieri praticamente ci hai fatto pensare e soprattutto ci hai descritto gran parte della quotidiana rassegna stampa che devo leggere agli ascoltatori ogni mattina. Teto d'Aprile, come vedete, la sa lunga e rende molto bene nelle sue canzoni l'attualità di oggi. Lui è un cantautore, ma scrive sul suo Instagram e anche creatore di bellezza, oltre che chiaramente aver avuto parecchi riconoscimenti in questi anni, premio May 2020, ma tante apparizioni stupende con tanti brani. Uno lo abbiamo sentito mesi fa, una bellissima canzone su Milano, una delle poche dichiarazioni d'amore che ancora si osano fare su una città come Milano, perché ti viene in mente di tutto tranne che una dichiarazione d'amore, e invece Teto d'Aprile è riuscito a trovare la bellezza, l'amore anche in questa città. Ma ce n'è uno anche nuovo di zecca, di pezzo, che sicuramente inseriamo in programmazione nei prossimi giorni. Cosa hai buttato fuori, Teto? Guarda, una canzone che è un po', diciamo, anche questo uno specchio di un valore sbagliato, una storia d'amore che diventa una storia di consumazione sessuale. Dunque, dall'amore il personaggio di questa canzone arriva a una quantistica sessuale facendo un'equazione: 6 per 3 minuti sono 18, 7 per 6, 42 penetrazioni. Dunque è una canzone che al titolo può sembrare una canzone, ecco, dei giorni d'oggi, non lo è neanche nella musicalità secondo il mio punto di vista tecnico musicale, però si arriva a una soluzione dove sembra che la quantistica sessuale del discorso amore venga sobbalzato dal discorso affetto amore vero per una persona. Allora il personaggio di questa canzone viene lasciato, ma lei dice: se vuoi restare con me tranquillamente facciamo lo stesso sesso, perché alla fine io sono stato con te solo per sesso. E lui ci cade in questo tranello, ma alla fine si rialza, alla fine finisce che i 6 per 3 non sono i minuti oppure le volte che loro hanno un rapporto sessuale, ma sono 3 persone che in 3 minuti fanno 42 tentativi. Ecco, e c'è tutta questa ambaradana di calcoli che propedeuticamente potrebbe essere anche educativo per i ragazzi, ma credo che vedo molta ignoranza nei ragazzi. Magari se per 3 difficile anche forse un giorno che si arriverà a capire che fa 18 se continuiamo a non dare importanza allo studio, alla cultura e tutto quello che è nell'induzione all'educazione, ad essere acculturati nella vita. Dunque credo che 42 penetrazioni è una canzone, non rido perché quando penso al testo, quella canzone l'ho presentata al Centro di Mogol circa 20 anni fa e con quella sono riuscito ad entrare alla scuola di Mogol, al quale ho dedicato una mostra fotografica, la prima in Italia,
che è andata molto bene, con 20.000 presenze in 10 giorni, e con i testi originali di Mogol, che Mogol affettuosamente mi ha prestato. Dunque, spero anche di farla su da voi. E voglio trovare il modo. Ecco, adesso sto dicendo, adesso che ho raccontato tutta la mia vita, metto un punto, se no non finisco più di parlare. No, mi piace. Poi vedi queste confessioni e queste speranze, questi desideri che chissà mai poi c'è qualcuno che ci ascolta e saltano fuori delle cose che si portano avanti facendo squadra. Intanto il consiglio che vi do chiaramente voi ascoltatori è di cercare questo artista che magari non conoscevate, si fa chiamare Teto d'Aprile, lo trovate facilmente su tutti i social, su Instagram, anche su tutti gli store digitali. Teto d'Aprile, tantissimi pezzi interessanti. Questa è Il cacciatore di lepri, quell'altro pezzo nuovissimo è dedicato anche alle giovani generazioni, ma tanti approfondimenti sulla cultura e sul cantautorato, quello bello, quello importante, che è ancora difficilissimo ripescare, riascoltare sulle cosiddette radio importanti. Teto, tu lo sai, quando passi da Milano, prossimo giro, oltre a dedicargli un'altra canzone d'amore, ma non so se ci riuscirai stavolta perché la situazione è molto peggiorata negli ultimi anni, ti aspettiamo nei nostri studi, capito? Assolutamente sì, avendo anche mia sorella, e dico questa piccola confidenza, che è sposata e vive da 25 anni non tanto distante da voi, a Busto Arsizio. E allora? Allora vuol dire che la prossima volta che vado a trovare la mia famiglia lì, che è mia sorella, mio cognato, i miei nipoti, che ormai sono grandi, vengo a fare un salto, molto volentieri accetto l'invito. Grazie Teto, buona musica, avanti così, ci piaci, ti passiamo e ti ascoltiamo. Grazie veramente di cuore, mi avete fatto emozionare, io che dire, niente, va bene così, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio è il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 44 08, oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate, che d'estate in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro. Trasporto gratuito. Fate voi. Visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sei rimasta coi difetti di una strana fabbrica, sono diventati grandi. Te li dico anche se non ti va, una storia quasi karmica, mi toccava in fondo all'anima. Sei la luna dentro il Luna Park, ma non la felicità, ma non la felicità. Non tornerai
salverai. Noi siamo un altro film. Prendimi, tormentami, mi troverai, ma non come vuoi. Ricordi diversi, pensieri ormai persi, che volano liberi. Scopare per terra, figure di merda, sentire tutti i brividi. Grazie del risveglio. Un nuovo sole cresce dentro di me, con le parole ancora da scrivere. Ora come stai? Chissà cosa farai, così lontana da qui, da qui. Non tornerai, mi salverai. Noi siamo un altro film. Prendimi, tormentami, mi troverai, ma non come vuoi. Ricordi diversi, pensieri ormai persi, che volano liberi. Scopare per terra, figure di merda, sentire tutti i brividi. Tutti questi anni che oramai persi, sempre dietro ai nostri guai, così belli da togliere il fiato. Ma capisco che è tutto sbagliato e cado in terra senza fiato. Prendimi, tormentami, mi troverai, ma non come vuoi. Ricordi diversi, pensieri ormai persi, che volano liberi. Scopare per terra, figure di merda, sentire tutti i brividi. Grazie del risveglio. Grazie del risveglio. Ricordi diversi. Vedete com'è particolare la musica di Radio Libertà quando c'è Sammy Varin? In realtà è sempre particolare perché ognuno di noi ha ancora la scelta, la possibilità di scegliere la canzone che vuole mandare in onda. Sappiatelo, siamo gli unici che possono fare questa cosa, questo grazie anche voi che date una mano alla nostra radio facendoci tante carezzine, portandoci un salame, dicendoci coraggio, ma soprattutto passando in posta ogni tanto, prendendo uno di quei moduli bianchi e scrivendoci il numero del conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà via Bellerio Milano e scrivendoci contributo volontario. La stessa cosa andando sul sito radiolibertà.net, in alto a destra cliccate Dona ora. Solo così si resta veramente liberi da ogni influenza, anche quella delle case discografiche. Abbiamo ascoltato i Lucky con Risveglio, chitarre elettriche, ritmo incalzante, una performance vocale viscerale, capace di trasmettere tutta la fatica, ma anche l'entusiasmo di chi torna a respirare dopo un rapporto sbagliato. Sono le 11.41, tra poco arrivano i bacchettoni di Informazione Cattolica, ma anche i vostri WhatsApp, e ce n'è uno che mi segnala questa cosettina bella bella dalla Svizzera. L'Italia si riprende i richiedenti asilo che arrivano dalla Svizzera. La decisione si basa sul nuovo patto UE sull'immigrazione. Sì, l'Italia ha annunciato che nell'ambito dell'accordo di Dublino riprenderà a prendersi carico dei richiedenti asilo dalla Svizzera. Dalla fine del 2022 Roma aveva bloccato i trasferimenti dalla Confederazione, ma il nuovo patto sulla migrazione e asilo dell'Unione Europea, entrato in vigore oggi, che ci piace tanto, permette che i trasferimenti abbiano luogo e quindi praticamente arriveranno
quelli dalla Svizzera all'Italia. Ci sarà tutto un mix di immigrati che gireranno dalle parti dell'Europa, uno di qua, l'altro di là, poi torna di qua. È una cosa bella. Ditemelo un po' voi al 340 6709 659 e probabilmente basta soltanto leggere i giornali di domani e avrete modo di capirne qualcosa di più. Intanto vi ho letto qualcosa che arriva da internet e lo sapete, molto spesso internet è veramente un altro pianeta. Luca ci scrive: curiosa la fine della Laura Ravetto, che si accasa con uno che non riconosce il femminicidio dopo che su queste frequenze non abbiamo sentito altro che le accalorate prediche proprio della Ravetto in tema di femminicidio, una cosa penosa. Bravo Luca, proprio così. Poi si è presentata sul palco con merito, l'appretto con il manico. La Sam sta, come si dice a Milano, ma l'amiamo, l'amiamo, la Ravetto l'amiamo. Il generale ha un effetto positivo, sì, lo ha già ottenuto, mettere il pepe al culo a questo inutile governo che abbiamo votato con entusiasmo per poi scoprire popolato da cagasotto, buffoni e pescivendole. Caro Gino, detto anche il Piddino, devo dire che se mettere pepe in culo vuol dire riavere Matteo Salvini al Viminale, ma io pepe per tutti, ragazzi. Roberto, no, non darei la mano al generale Vannacci, semplicemente per il fatto che lui preferirebbe il saluto romano. E poi c'è un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice. Berengario in Subrico saluta e dice questo: secondo me il generale Vannacci va salutato con la stretta di mano, come si fa ad un leale avversario o comunque un potenziale alleato nel momento in cui ci sarà da decidere se più o meno, secondo quelli che sono i risultati delle elezioni, sia necessario tirarlo dentro. Seconda cosa, non dimentichiamoci di chi lo vuole fuori. Chi lo vuole fuori nel centrodestra è soprattutto una parte che strizza l'occhio al centrosinistra. Ora, quello che dice Vannacci non è molto diverso da quello che dice la Lega, diciamo la parte più conservatrice della Lega. Poi, se la parola autonomia non riesce a pronunciarla, lì si deve vedere. Noi dovremmo riuscire a farla prima l'autonomia che finisca la legislatura, a quel punto non può tirarsi indietro. Seconda cosa, generale Vannacci è comunque un ramo che nasce da un ceppo che è quello della Lega, perché Salvini comunque il suo imprimatur gliel'ha dato, è stato anche a Pontida, è stato applaudito, quindi è vero, lui si è diciamo gemmato, ma non è che per questo deve essere per forza demonizzato. Terza cosa, io so per certo, siccome sono qua a Roma, che molti votanti di estrema destra, soprattutto quelli della Balduina, quelli delle parti un pochettino più conservatrici, Ostia, eccetera, strizzano l'occhio a Vannacci per motivi di protesta. Ora bisogna vedere poi i risultati quali saranno. Saluti. Grazie. Il vostro contributo è importantissimo. Mai la mano a Vannacci, comunque diventa sempre più pesante. Ha un ego snervante, ci scrive Carmen. E poi ancora WhatsApp al 340 6709 659. Ciao Sammy, sono d'accordo con Belpietro, dobbiamo includere Vannacci se vogliamo vincere le prossime elezioni. Infatti tra un po' tutti faranno a gara per avvicinarsi a lui, persino Conte. È vero che ci ha tradito, ma bisogna essere anche furbi e lungimiranti, ci scrive Dani. Raimondo, buondì Sammy, la sinistra come ideale il sindaco di New York, scam Dani, solo promesse e libretto rosso. Il loro sogno è la patrimoniale, ci scrive Raimondo da Padova. E poi, non credo Albertini accetti di fare sindaco a Milano, non meglio Zaia. Orco Zaia sindaco a Milano sarà dura, eh? Diciamo che aspettiamo un sorpresone da parte di Zaia. Buongiorno, ho appena fatto gasolio
è tristemente constatato che l'auto, dopo aver percorso 300 km, ha consumato 52 euro. Siamo in una situazione molto critica e disperata, a mio parere, per l'economia del nostro paese. Se non si sveglia il governo, toccherà a noi cittadini al più presto. Volevo sottolineare, caro Sammy, che purtroppo l'ago della bilancia nel centrodestra è Forza Italia, ma influenza in negativo. Vedi le tasse sui profitti, banche, la cittadinanza facile e peggio di tutto la linea politica economica totale alla Commissione europea. È vero, Forza Italia, che ne facciamo? Facciamo uscire Forza Italia, entrare Vannacci. Ciao, ma non diventa poi un affare per i clandestini? Vado in Italia così mi danno 20.000 euro per tornarmene a casa? Ma senti, ci abbiamo già provato con questa cosa, ma preferiscono stare qua in Italia e non beccarsi i soldi. Gli interventi dei leghisti Borghi e Bagnai dovreste trasmetterli sempre. Vero, vero, vero. E ancora, è proprio una casta il mondo politico, o ci sono loro in un modo o nell'altro al governo o ci sono loro. Quando esce un corpo estraneo tipo Vannacci lo ammazzano politicamente e personalmente, e se per caso, come è successo, voi 5 riusciste a entrare in un governo, gli fanno ogni tipo di sgambetto fino a farlo fallire. Questo è un tipo di libertà che non vuole morire. Oh ragazzi, quanti messaggini. È bello vedere tanto nervosismo nel centrodestra, soprattutto nella Lega. Continui a parlare di immigrazione, forse hai dimenticato cosa diceva Salvini e Meloni in campagna elettorale. Europa, pensioni, NATO, federalismo, premierato, sicurezza lavoro, eccetera. Fatto niente. Però per armi 110%, sprechi vari come false pensioni, come redditi di inclusione, redditi di cittadinanza, ricongiungimento, i soldi si trovano sempre. Complimenti, scrive Ferdinando. Costretti a firmare la dichiarazione antifascista anche per il concerto di Natale, non ne possiamo più. E che dire del comune che la chiede per il passo carrabile? Occorre una presa di posizione chiara della politica, una risoluzione, una raccomandazione, un atto politico chiaro al quale noi cittadini possiamo appellarci ogni volta che subiamo tali soprusi. E poi ragazzi, adesso arrivano i bacchettoni, minimo, ci salutiamo proprio con Matteo Orlando di Informazione Cattolica. Prima però vi faccio inquadrare dal nostro Francesco in regia questo volantino. Sì, mi arriva dalla segreteria della Lega di Milano, che vi invita a votare il 20 e 21 giugno, questo prossimo weekend, le primarie della Lega. Fate un giro sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier o in generale della Lega di Milano e della Lombardia, perché questo prossimo weekend, 20 e 21 giugno, ci sono decine e decine di gazebo in tutta Milano per farvi votare il prossimo sindaco di Milano. Visto che il resto del centrodestra dorme, noi siamo più svegli che mai e vogliamo scegliere, facciamo scegliere ai cittadini, alla gente, anche a voi ascoltatori, signori, che mi state seguendo da tutta Italia e che forse ne avete piene le scatole di una certa sinistra che nelle grandi città fa il bello e cattivo tempo con lo stampino, inventandosi le corsie per le biciclette in posti impossibili. Avete già capito tutto? Allora, chi mi segue dal mondo, se avete un'idea del prossimo sindaco di Milano, scrivetemi un WhatsApp al 340 6709 659. Chi mi ascolta da Milano, non perdete l'occasione, proponete il sindaco di Milano il 20 giugno e il 21 giugno in decine di gazebo su tutta la città. Fatevi un giro sulle pagine della Lega e scoprirete tutto. Sì, me ne vado, d'accordo, me ne vado, non prima anche di avervi ricordato che dopo i bacchettoni arriverà la belva civile, che io chiamo belva umana, con il grande Nicola Ottaviani. Oggi ci parlerà della pace USA in Iran, le eresie dell'ex generale sul ruolo delle donne nella società emerse nella sua convention, la patrimoniale proposta dal PD. Signori, roba buona a mezzogiorno, subito dopo di me. Adesso vi lascio con i bacchettoni. Matteo Orlando, informazionecattolica.it. Io torno, è una minaccia, domani alle 7:30. Buongiorno Semmi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
questa nostra rassegna stampa settimanale oggi la cominciamo con il nostro secondo sito www.infobreak.it. Stamattina su Infobreak abbiamo titolato l'articolo in evidenza con queste parole: il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Queste parole sono quelle del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, pronunciate nelle scorse ore. Il generale continua dicendo che non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Ci sembrano parole di buonsenso, in realtà purtroppo apriti cielo. Da sinistra a destra si sono scatenati tutti contro Vannacci, ma le dichiarazioni del generale toccano un tema centrale che si può analizzare sia sotto il profilo giuridico che sotto quello antropologico, ed entrambi portano a considerare le parole di Vannacci giuste sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista antropologico. Leggetevi il nostro editoriale per capire cosa vogliamo dire. In un secondo articolo, sempre su infobreak.it, siamo ritornati sul lungo corteo colorato formato da famiglie, partito da Piazza della Repubblica, arrivato fino a Piazza San Giovanni Laterano, che ha attraversato lo scorso sabato 13 giugno il cuore di Roma. Circa 20.000 persone hanno preso parte infatti alla manifestazione nazionale Scegliamo la vita, un appuntamento che ha lanciato un messaggio forte alla politica e alla società civile: tutelare la vita umana dal concepimento alla morte naturale. Quindi un no secco all'aborto e un no secco all'eutanasia, al suicidio assistito. I portavoce della manifestazione, Massimo Gandolfini e Maria Rachele Ruiu, hanno espresso dal palco una netta contrarietà a qualsiasi apertura legislativa sul suicidio assistito, definendo una legge sul fine vita, come si sta pensando di fare in Italia purtroppo, come una legge disumana. Il professor Gandolfini ha anche sottolineato come sia una falsità che una norma in tal senso sarebbe a costo zero, ribadendo che i fondi pubblici disponibili devono essere necessariamente investiti nelle cure palliative. Le cure palliative che sono quelle previste dalla legge 38 del 2010 sulla medicina palliativa. Sono stati tantissimi gli interventi. Ricordiamo anche tutti gli interventi per favorire le politiche sulla natalità, altro importante tema, visto che la denatalità in Italia sta arrivando a percentuali incredibili. Altro articolo che abbiamo pubblicato stamane su Infobreak è un articolo che ricorda oggi, 15 giugno, un anniversario, perché oggi, però del 1994, il 15 giugno del 1994, è una data che rappresenta una sorta di spartiacque fondamentale nella geopolitica del Medio Oriente, ma anche nella storia delle religioni, perché questa data ha segnato l'ufficializzazione dello scambio di ambasciatori e l'apertura delle piene relazioni diplomatiche tra lo Stato di Israele e la Santa Sede. E questo passo decisivo metteva fine a decenni di formale distanza, sebbene i contatti informali, i canali sotterranei fossero attivi da tempo. E per la Santa Sede il riconoscimento di Israele non era solo un atto politico, ma si inseriva anche sul solco teologico tracciato dal Concilio Vaticano II e nello specifico dalla Dichiarazione Nostra Aetate, che aveva rivoluzionato il rapporto della Chiesa cattolica con l'ebraismo, rigettando l'antisemitismo e riscoprendo le radici comuni. La Chiesa ci ha visto lungo, come al solito, visto quello che sta accadendo oggi con gli attacchi che arrivano ad Israele da tutti i campi e che sono nella gran parte dei casi motivati proprio da antisemitismo, anche se nascosti sotto altre parole.
Per quanto riguarda il nostro primo sito, informazionecattolica.it, oggi il nostro editoriale di Matteo Castagna punta su un argomento culturale molto significativo. Lo abbiamo intitolato Nicolás Gómez Dávila, il tradizionalista colombiano, maestro di intelligenza, di analisi e di soluzioni cristiane. Abbiamo sottotitolato questo articolo anche con una frase significativa, che questo autore, secondo noi, è un autore molto amato da chi ragiona, perché i suoi aforismi, le sue riflessioni sono veramente una goduria intellettuale, provare per credere, cioè leggere per credere. E nell'articolo Matteo Castagna ci ricorda che purtroppo in giro per il mondo occidentale e soprattutto dove vige l'egemonia culturale imposta dai progressisti, si cerca di danneggiare tutti gli uomini di cultura che non siano di quell'area politica. E la stessa cosa è stata fatta anche per Davila, come in Italia è successo per Giovannino Guareschi, che tra l'altro è l'autore più letto e tradotto al mondo, che è stato messo da parte dal mainstream rosso, non perché mandasse un messaggio di matrice, tra virgolette, fascistoide, ma per altri motivi, perché era un cattolico vecchio stampo, come lo era naturalmente anche il nostro Nicolás Gómez Dávila. Quindi vi invitiamo a leggere questo articolo particolarmente interessante pubblicato oggi su Informazione Cattolica a firma di Matteo Castagna. Vogliamo ricordarvi anche, vi invitiamo a considerare una pubblicazione che è uscita il 13 di giugno, molto significativa. Il 13 giugno, infatti, il giorno di Sant'Antonio, è uscito il secondo numero della rivista nazionale che è chiamata Teologia Cattolica per Tutti, una rivista semestrale che è già uscita come primo numero, come primo quaderno l'8 dicembre del 2025, parlando della incarnazione di Gesù Cristo e di tutto ciò che a questa tematica è collegato, mentre ora, il 13 giugno, è uscito il quaderno di Teologia Cattolica per Tutti, che riporta come tema che ispira tutti i contenuti delle 100 pagine della rivista il tema della lotta contro il male, contro il demonio, contro Satana, chiamatelo come vi pare, ma sempre lui è. E infatti tutti gli articoli proposti parlano di come i santi, diversi santi di diverse parti d'Italia e del mondo, hanno combattuto contro il demonio. È una rivista che trovate su Amazon, basta scrivere Teologia Cattolica per Tutti e troverete il riferimento. Ve la consigliamo perché è una rivista che vi darà notevoli spunti su che cosa vuol dire la lotta spirituale contro le forze delle tenebre. Ecco, per concludere, carissimo Semmi, vi citiamo una notizia che crediamo modestamente di avere dato con una certa evidenza sul nostro sito rispetto ad altri che purtroppo non ne hanno parlato o comunque ne hanno parlato poco perché evidentemente è una notizia scomoda. Il titolo è questo: violenze, minacce e il no al battesimo del figlio. Che cosa è successo? Che a Roma, mesi di vessazioni, umiliazioni verbali e brutali aggressioni fisiche sono state consumate tra le mura domestiche e davanti agli occhi dei figli nel quartiere Pietralata, dove un uomo musulmano ha fatto tutto questo per conseguenza del rapporto con la moglie, con violenza, eccetera, eccetera, ma tra le motivazioni si dice anche che l'uomo ha detto più volte alla moglie: in Africa l'uomo comanda e anche quando sbaglia è la donna che deve chiedere scusa, e questa è la frase che lui ripeteva nel tempo. È la stessa cosa nell'impianto ideologico utilizzato, che aveva motivazioni islamiche. Ecco, questo carissimo Semmi ci fa molto riflettere. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento la prossima settimana. Cari amici di Radio Libertà, arrivederci a lunedì prossimo. Avete ascoltato Potere al